Buonasera a tutti e benvenuti a Quattro Domande A, l'appuntamento serale della pagina Facebook Economia Forte, Futuro Migliore. Io sono Matteo Grigoli e questa sera abbiamo il piacere di avere con noi Antonio Franzina, giornalista e famoso studioso del Palladio. Buonasera Antonio e benvenuto tra di noi. Buonasera a tutti quanti. Eccomi Eccoci. qua. Allora, parliamo subito di Palladio. Palladio, allora un attimo solo che ho un problemino tecnico, eccoci qua. Tanto per cominciare, dobbiamo dare una connotazione storica del Palladio, in che periodo nasce e dove esercita maggiormente la sua attività. Allora Palladio nasce nel 1508, nasce a Padova, anche se poi diventerà famoso come architetto vicentino, ed è il più grande architetto del tardo Rinascimento veneto, quindi la sua, diciamo, attività si sviluppa tra gli anni 30 del 1500 fino al 1580, più o meno. Questo è il periodo storico di Andrea Palladio. Una cosa importante però da dire è che Palladio si trova a vivere e a lavorare in un momento eccezionale della storia veneziana e della storia del mondo, cioè della storia europea, perché si trova in un momento di un cambiamento epocale che Venezia seppe cogliere per mille motivi, riuscendo a mantenere il passo con il mondo nuovo che avanzava. Palladio sarà l'architetto del nuovo mondo, perché non c'era soltanto la scoperta del nuovo mondo al di là dell'oceano, ma c'era la scoperta di un nuovo mondo anche dentro l'Europa, e a questo nuovo mondo Palladio darà una risposta in termini architettonici molto importante. Quindi la fortuna del Palladio è stata vivere in una repubblica ricca, perché solo un contesto così ricco avrebbe potuto sviluppare la sua abilità e progettare e ideare ville. Allora, diciamo che ebbe la fortuna di vivere in un momento in cui Venezia doveva riconquistare il proprio territorio, ma riconquistarlo in che senso? Era cambiata l'economia europea. Erano nate delle nuove superpotenze, la Spagna, ad esempio, che non c'era prima, gli stati nazionali, l'Inghilterra, che sarebbe nata da lì a poco, la riforma protestante tedesca, che stava cambiando anche gli equilibri all'interno del pensiero religioso. Venezia, in questo momento storico, riesce a posizionarsi, a investire nel territorio, fare le bonifiche del territorio, quindi bonificare il territorio, ed avviare nuove coltivazioni, ad esempio il riso. La coltivazione del riso in Veneto nasce in quegli anni. Però non basta avere nuovi terreni da coltivare, bisogna anche costruire la casa del Paron, per intenderci, cioè la dimora di chi doveva controllare di chi era il proprietario. Ed ecco nasce la villa, che è un'azienda agricola. È il luogo dell'ozio, scrive Palladio, cioè del riposo, ma anche del negozio. Quindi i nobili veneziani investono nel territorio, producono nuovi prodotti. Il riso era un nuovo prodotto, per intendersi, e non solo il riso, ma anche altre granaglie, e non solo quelle, producono nuove cose, riescono a soddisfare una domanda di mercato e a costruire una nuova idea di territorio. Contemporaneamente a Venezia città, parliamo dell'isola centro storico di Venezia, invece lì vanno a insediare le attività economiche della lavorazione della seta, che poi in parte verrà trasferita nel territorio, e l'editoria, per cui Venezia diventerà la più importante capitale culturale d'Europa dell'epoca, del 1500, una specie di Silicon Valley di oggi, cioè era proprio decisamente all'avanguardia, e uno degli uomini di questa innovazione era appunto Andrea Palladio. Però appunto pensare a una villa come le vediamo adesso, come le aziende agricole, tra virgolette, che è duro da immaginare, considerare, che ne so, la Rotonda Villa Capra a Venezia come un'azienda agricola. Noi facciamo fatica a capirlo, però in realtà
c'era stato un fenomeno molto importante. Facciamo un saltino indietro. Prima del 1500, nel territorio veneto, nelle nostre campagne, c'erano i castelli. E i castelli costavano una cifra incredibile di manutenzione, bisognava avere le soldataglie che erano dentro i castelli. Smantellando il castello, il nobile non ha più le spese pesanti che richiedeva un castello, non doveva più spendere per proteggersi, perché è lo Stato, cioè è la Serenissima, che fornisce le truppe di difesa. Ecco che così si liberano anche capitali e chi riesce a investirli con intelligenza riesce a farsi anche appunto coltivazioni, investe nei terreni, investe nella seta, nella coltivazione del baco, il baco da seta, viene introdotto la lavorazione del baco, la lavorazione delle lane, altro settore molto importante del territorio, si fanno dei guadagni incredibili. Ecco perché c'è, e tenendo conto di un dato di fatto che è fondamentale per capire Palladio. Palladio costruiva delle fabbriche, delle architetture bellissime, ma a costi bassissimi rispetto a quelli di altri architetti famosi dell'epoca, rispetto a un Michelangelo o anche a un Raffaello, un Bramante. La lavorazione di Andrea Palladio era a bassissimo costo. Palladio nasce come tagliapietra, si scrive nella fraglia dei tagliapietra nel 1523 a Vicenza. Taglia Pria, proprio è scritto negli atti notarili. Quindi lui aveva iniziato come boccia e bottega lavorando in una cava, conosceva tutti i materiali e sapeva che è una cosa, lui lo scrive nei 4 libri dell'architettura, lo scrive, che bisogna andare incontro alle esigenze del committente e capire quanti scheghe puoi spendere, perché uno dei problemi dell'epoca è non farsi fregare neanche, quindi capire quanti soldi poteva spendere il tuo committente e quindi costruire anche delle ville, dei palazzi, delle chiese a prezzi ragionevoli. E lì è il successo grandissimo di Andrea Palladio. Quello che a noi sembra ad esempio marmo, il marmorino che lui reintroduce, l'avevano già inventato gli antichi romani, lui lo reintroduce. Invece di avere colonne di marmo che costavano cifre incredibili, come fa il Bramante, come fa Michelangelo, anche lo stesso Raffaello a Roma, lui le fa da mattoni e dopo le ricopre con questo marmorino. E quindi il costo è bassissimo rispetto agli altri. E per quello, mentre di Raffaello hai un esempio, di Bramante nei 4-5, di Michelangelo un paio, di Palladio invece hai di ville, una ventina di ville, hai 7-8 chiese, hai una ventina di palazzi, cioè ha lavorato moltissimo, proprio perché costava poco. Ma infatti come parli, posso dedurre 2 cose tipiche della Serenissima: la presenza della Repubblica e quindi il controllo del territorio, che permetteva agli imprenditori di allora di investire. Quindi non devono preoccuparsi della parte sociale perché c'è lo Stato, cosa che non succede, e possono dedicarsi all'impresa. E poi, da buon veneto, il Palladio sapeva tutto dell'attività produttiva, sì, e quindi non era quello che ci metteva la firma, ma ci metteva tutta la conoscenza. Quindi due fattori veneti fino in fondo. Sì, da questo punto di vista era proprio, diciamo, non solo lui, perché poi ci sono anche altri esempi di suoi contemporanei della casa bottega, per intendersi, di adesso, cioè la capacità di essere dei piccoli imprenditori dalle grandissime idee. Questo era il punto. Ed ebbe la fortuna, perché fu anche questa una parte, di trovare degli investitori intelligenti, che avevano visto giusto e che avevano scommesso su di lui o scommesso nel territorio. Il ruolo della Serenissima da questo punto di vista è molto interessante, perché la Serenissima, rispetto anche ad altri stati dell'epoca, appunto garantendo ad esempio la sicurezza, garantendo l'amministrazione della giustizia, perché adesso a noi sembrano cose normali, ma nel 1500 non è che la giustizia fosse, lasciamo perdere Veneto, fuori la giustizia già era chi che comandava, decideva, mentre nel territorio della Serenissima
anche i nobili in certi casi non è che potessero fare quello che volevano. La storia dei Promessi Sposi, scritta da Manzoni, ambientata nel 1600, il professor Polo ha dimostrato essere una storia veneta, accaduta ad Orgiano. Il processo di cui si parla nei Promessi Sposi fu un processo fatto dalla Repubblica nei confronti di un nobile, Paolo Orgiano, tanto per non far nomi, di un nobile che si era macchiato di una serie di reati nei confronti delle contadine del suo territorio. Ma questo avveniva perché? Perché la Serenissima riusciva a intervenire. E questo voleva dire un sistema sociale molto particolare. C'era tantissima gente, tanti stranieri che si chiedevano come mai un regime per molti aspetti rigido e duro come quello della Serenissima fosse amatissimo dal popolo. Perché rispetto ad altre situazioni la Serenissima garantiva sicurezza militare. Infatti dopo la Lega di Cambrai per 250 anni Venezia non ha avuto guerre interne nel nostro territorio, casomai ha avuto da confrontarsi con i turchi e sul mare più che sulla terra. Garantiva il territorio e garantiva l'amministrazione della giustizia. Non è che servissero centinaia d'anni per arrivare a fine di un processo. Ci arrivavano. È l'innato senso civico che c'è all'interno di ciascun veneto. Può darsi, può darsi. Comunque, ritorniamo al Palladio. Sì. L'eredità che il Palladio ci ha lasciato è identificata come patrimonio mondiale. Secondo te il Veneto è cosciente di questo patrimonio e cosa si potrebbe fare per valorizzarlo? Allora, il Veneto non è cosciente del fatto che le ville palladiane e i palazzi palladiani siano inseriti nella World Heritage List dell'UNESCO, quindi patrimonio mondiale dell'umanità. Lì bisognerebbe fare un ragionamento, a mio avviso, credo complessivo in tutta la regione, perché non c'è solo Palladio come nella World Heritage List dell'UNESCO. Ci sono anche da ultime le colline del Prosecco, ci sono le Dolomiti del Brenta, c'è la città di Verona, c'è Venezia, ci sono i siti archeologici neolitici che sono presenti anche in provincia di Verona, che sono inseriti nella lista del World Heritage List. Lì bisognerebbe, a mio avviso, investire sia nella propaganda esterna, quindi nella pubblicità soprattutto all'estero, ma anche nelle nostre scuole, insegnando ai nostri ragazzi e ai nostri cittadini l'importanza di questi luoghi, di questi spazi. La cosa impressionante, io dico a Vicenza, dove c'è forse la concentrazione più alta di palazzi palladiani, di opere palladiane, non tutti i vicentini, anzi pochi vicentini hanno visto il Teatro Olimpico, che è uno dei luoghi più magici al mondo. Una cosa, ecco, cambiando architetto, parlo di un moderno, Carlo Scarpa. Carlo Scarpa, uno dei grandissimi geni dell'architettura del Novecento. Ad Altivole c'è la Villa Brion, c'è la tomba Brion, scusate, cioè, quella è visitata da centinaia di giapponesi, ma da nessun veneto. La BBC ha dedicato un documentario stupendo di un'ora sulla tomba Brion. La BBC, la RAI, no. Quando c'è stato il centenario di Andrea Palladio, io ero al Centro Internazionale di Studi di Architettura all'epoca, ero vicepresidente, la cosa che mi fece impressione fu un documentario meraviglioso di un'ora e un quarto della BBC, trasmesso su BBC4, e la RAI ha fatto una trasmissione grazie a Philip Daverio, che si era impuntato per fare la trasmissione di una mezz'ora. Cioè, questo è per capire la differenza. Cioè, dimmi perché la BBC gli fa un'ora di trasmissione e noi a fatica, e solo perché Daverio quella volta si arrabbiò avere mezz'ora. Cioè, questo, insegnare le cose che abbiamo. La sfortuna di nascere in Veneto per Palladio. No, beh, insomma, sfortuna no, perché poi è stato l'architetto più copiato al mondo, cioè tutt'oggi Ma infatti arrivo adesso alla domanda
che appunto molto spesso i nostri artisti vengono apprezzati maggiormente all'estero che in patria, e anche il Palladio è un esempio. Nel 2010 il Congresso degli Stati Uniti d'America ha dichiarato il Palladio padre dell'architettura americana. Sì, Che della rapporto cultura c'è tra americana. Stati Uniti e il Palladio? Beh, quello il rapporto degli Stati Uniti con Palladio è incredibile, ed è incredibile anche il rapporto, diciamo, con tutta la cultura non solo anglosassone. Ti dirò la cosa che mi ha impressionato adesso, quando ci fu il 500° di Andrea Palladio. A Vicenza fu organizzata una bellissima mostra che ebbe 95-96 mila visitatori. Facemmo la stessa mostra a Londra e di visitatori ne avevamo 200.000, 150.000 a Madrid, per darti l'idea all'estero cosa succede attorno al nome Palladio. Negli Stati Uniti il nome di Palladio è importantissimo, perché quando nascono gli Stati Uniti, soprattutto il terzo presidente, Thomas Jefferson, che era un architetto dilettante, divenne architetto copiando i disegni di Andrea Palladio, impose alla nazione lo stile palladiano. Anzi, lui c'è una bellissima lettera che lui scrisse al Congresso, quando il Congresso doveva decidere in che maniera, che monumenti, come fare la sede del Congresso degli Stati Uniti d'America. Lui disse: copiate Andrea Palladio, è bello ed è soprattutto economico. Thomas Jefferson copiò, ma sul serio, copiò di sana pianta una serie di ville palladiane, e le fece in Virginia, ci sono tutt'oggi. Monticello, dove lui si fece la casa, monumento nazionale, inserito nella World Heritage List dell'UNESCO, anche quella è la copia parziale, diciamo, della Rotonda a Vicenza. Jefferson spianò persino la cima della montagna per fare questa la sua villa, ed è diventato uno dei simboli. Ma perché? Questo è il punto. Non solo era economico ed era bello, ma anche perché Palladio era riuscito a far rivivere lo spirito repubblicano della Roma repubblicana, che era lo spirito delle leggi, da un lato. Secondo, quando nascono gli Stati Uniti d'America, guardano all'unica repubblica che c'era in Europa, perché erano tutte monarchie. Loro che si erano ribellati al re inglese ed erano una repubblica, non potevano scegliere l'architetto della Francia che aveva il re, l'architetto inglese del re. No, scelsero l'architetto simbolo dell'unica repubblica che aveva un nome, che era la Repubblica di Venezia. Quindi, attenzione, c'è anche una scelta politica dietro al palladianesimo americano. Gli americani magari non lo sanno, perché, però Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, George Washington, Adams, cioè i primi grandi padri fondatori degli Stati Uniti lo sapevano, e come anche. Cioè, quindi da un punto di vista economico, visto che ci troviamo su una pagina di economia, il rivalutare l'Andrea Palladio, le sue opere, le sue creazioni, potrebbe portare solo che beneficio al nostro sistema economico, non soltanto da un punto di vista di turismo di massa, perché del turismo di massa non ce ne facciamo, ma un turismo prettamente culturale, che poi accompagnato all'enogastronomia del territorio, perché andremo a trovare dell'entroterra veneto, quindi la zona di Vicenza e la zona non di turismo, ma potrebbero portare un grosso ritorno economico sulla zona. Beh, guarda, io da quel punto di vista lì posso dirti anche che ci sono stati degli imprenditori veneti che grazie ad Andrea Palladio hanno stabilito dei contatti con i grandi istituti statunitensi, con l'MIT di Boston ad esempio, con una serie di università, e appunto nel nome del Palladio hanno avviato delle joint venture interessantissime dal punto di vista della innovazione. Per quanto riguarda il turismo di qualità, che può essere il turismo del futuro per la nostra regione, parlo proprio per il nostro entroterra, turismo di qualità, un turismo ecosostenibile,
che guarda con molta attenzione anche alle nuove forme, penso alle piste ciclabili, visitare le ville del Palladio, cioè visitare il territorio in bicicletta in piena sicurezza, a mio avviso è una possibilità immensa che dà il Veneto al turista intelligente e curioso, ma soprattutto ha una grossissima possibilità, quella di portare il turista nel territorio, non solo nei soliti posti, ma anche in giro a scoprire. Se mi permetto una battuta, il successo del lago di Garda, visto che tu sei sul lago di Garda, da cosa nasce? Guardate il numero di paesaggi che ha questa fascia, perché uno arriva fino a Valeggio del Mincio e si trova in una situazione molto particolare, può andare in Valpolicella, va a Verona, uno arriva sul Garda, ne ha da stancarsi per anni prima di riuscire a fare tutto quanto. Diciamo onestamente, cioè uno in 2 settimane di vacanze che viene da un assaggino e dice l'anno prossimo bisogna che torna perché ho talmente tanta roba da vedere. E lo stesso sarebbe scoprire l'altra parte del territorio, che non è conosciuta dai grandi flussi turistici, la provincia di Vicenza, il Trevigiano, ma anche il Polesine, Fratta Polesine ad esempio, c'è una bellissima villa palladiana e non solo quello, e quindi la possibilità anche per un turista colto e intelligente c'è. Bisogna crederci. E ricordiamo anche la villa a Bevilacqua, sempre del Palladio, giusto per stare nel Veronese. Anche noi nel Veronese abbiamo... Avete uno degli esempi più interessanti. Quello per esempio è interessantissimo sull'uso del bugnato, un particolare tipo di lavorazione della pietra, no? Che Palladio riesce a sperimentare molto bene in Valpolicella, cioè in un territorio molto particolare. Guardate, ecco, guarda, la cosa, io non voglio rubarvi tempo perché so, qua c'è il mio studio televisivo interno a casa, mi sta facendo i segnali, ma dico, noi abbiamo la fortuna di essere veramente parlo come Veneto, un'isola nella storia. E si parte da ben prima dell'età della pietra, dall'uomo di Neanderthal fino appunto ai giorni nostri. Da lì in poi noi abbiamo tutto e si può scoprire di tutto in ogni provincia, e guardate, è un patrimonio che è emozionante, veramente si regalano emozioni. E noi veneti dovremmo essere i primi a doversi credere. Però io non so quanti veneti siano andati in Lessinia a vedere i siti preistorici della Lessinia, e sono eccezionali. Non so quanti veneti siano andati a vedere Carlo Scarpa, come dicevo prima, cioè uno dei più grandi architetti del Novecento. Esatto. Cioè, smettiamo di andare a Venezia, ecco, questo non è una battutaccia, no, però cioè, non c'è solo Venezia, non c'è solo Verona, ci sono tantissimi posti da scoprire. Comunque, dagli Stati Uniti con Palladio al Catai con Marco Polo, grazie ai Veneti possiamo andare in tutto il mondo. E infatti domani sera, grazie all'associazione, avremo come ospiti l'associazione Veneti nel Mondo, avremo in collegamento un'imprenditrice da Rio Grande do Sul e il rappresentante del Comitato Veneti Rio Grande do Sul, per cui invito tutti i nostri spettatori a rimanere collegati anche domani sera. Matteo, posso farti una battuta? Allora, io invito i vostri telespettatori a guardare a casa quanti hanno dei coltelli con su scritto Tramontina. Ecco, quella è un'azienda del Rio Grande do Sul, fondata da Veneti nel 1901 e oggi è una delle più grandi imprese dell'acciaio a livello mondiale, e parla veneto perché è della zona di Bento Gonçalves e parlano veneto, un dialetto veneto incredibile perché è quello degli inizi del Novecento, ma sono simpaticissimi e sono una delle più grandi realtà produttive a livello mondiale. Ecco, tanto per dire cosa che sei veneti. Una domanda così secca, sì. Antonio, una domanda secca. 2 cose del Palladio da vedere in Veneto, così a botta. Beh, a botta il Teatro Olimpico a Vicenza di sicuro,
E a Venezia io direi proprio così, andiamo a omaggiare la Serenissima, l'isola di San Giorgio, la chiesa di San Giorgio, potrebbe essere un'idea, restando in città come ville. La Rotonda, sempre a Vicenza, è vicino al casello dell'autostrada, quindi si fa anche presto ad andarla a visitare. Dopo, in realtà, nel Trevigiano ce ne sarebbe a Iusa, Frattesina di Fratta Polesine nel Rovigotto, così nessuno che è forse una villa non molto conosciuta. Cioè, guardate, ce ne sono talmente tante da non credere. Però ecco, il Teatro Olimpico, andate a vederlo, è il primo teatro coperto dell'Occidente. Pensate un po', nel 1583. Ed è eccezionale. Con un gioco di prospettiva fantastico. Sì, beh, ma quella l'ha fatta lo Scamozzi, perché Palladio morì, però è un posto incredibile, magico. Come è magica la Rotonda, per rimanere nel Vicentino. Bellissima il panorama che tutti conoscono di Venezia da San Marco con l'isola di San Giorgio, quella l'ha fatto Palladio. Quindi. Io Antonio ti ringrazio infinitamente della tua disponibilità, spero che sia stata una buona serata per tutti, che abbiano gradito questo excursus storico sul Palladio, e rinnovo a tutti una buona serata e l'appuntamento domani sera. Grazie a tutti e arrivederci. Ciao.